Per il canale Telegram Audio Racconti, il primo capitolo de L'anello magico di Davide Sacco, pubblicato da Berica Editrice, narrato da Marcellino Cino Vicari. Le avventure di Vegan Man. Autogrill nel Ferrarese, autostrada Padova-Bologna. Cappuccino e brioche, per cortesia. Come desidera la brioche? Buona. Sorride la cassiera e quando le preciso che la vorrei vuota mi informa: di vuote abbiamo solo quelle vegane. Cioè, voglio dire, no grazie. Si fidi, signore, sono una meraviglia. Anche lei è una meraviglia, signorina. Mi fido. Vada per la colazione da marziano. Arpiono lo scontrino e mi affaccio al bancone di rimpetto. Diligentemente in coda aspetto il mio turno, attento a non passare davanti ai 3 armadi della 100 Emiliano che alle 8 di mattina vanno già di panino con la cotoletta e birra bionda. Tocca a me. Dica pure, mi fa la barista. Cappuccino e brioche vuota. Di vuote abbiamo solo quelle vegane. Già informato, grazie. Le replico circospetto e soprattutto sottovoce, fiducioso che raccolga il messaggio ed abbassi pure lei il tono, dopo che gli omonici paninoni hanno già iniziato a squadrarmi come una bestia rara. Dissimulo. Non ho il tempo di star lì a spiegare, fingo di non vederli. Assaggio il cornetto dopo averlo maneggiato con cautela, facendo qualche smorfia prima di addentarlo, giusto per lasciare intendere alla fauna circostante la mia solo accidentale condizione di vegano per caso. Devo ammettere che il sapore della pseudo brioche un po' effettivamente ricorda il gusto di quelle vere. È andata meno peggio del previsto, tutto sommato. Ma è soltanto una pia illusione. Passano 10 secondi e sprofondo nella disperazione quando la fanciulla che armeggia 2 metri più in là sulla macchinetta degli espressi ulula per farsi sentire dalla collega. «Il signore della brioche vegana desidera vegano anche il cappuccio?» È ormai dramma conclamato. Si girano in 12, quei 3 camionisti che si danno di gomito e si convincono definitivamente della mia irrecuperabile diversità. Del resto, cosa ci si poteva aspettare da uno in giacca e cravatta, elegantino e pettinato meglio che nel giorno della prima comunione? Preso in contropiede dall'uppercut devastante della barista, non riesco a racimolare energie sufficienti ad imbastire un qualsiasi tentativo di reazione. Mi rimane strozzato in gola, oltre ad un pezzo di brioche, anche l'urlo disperato del carnivoro praticante che si ostina a resistere in me. Vorrei gridare al mondo che amo la verdura, ma non esito a tradirla quotidianamente con una bistecca sensuale, morbida e provocante. Niente da fare. Non sono capace di abbozzare la benché minima difesa. Al peggio non c'è mai fine. Ed allora ecco il turno della signora imbellettata con in braccio una cagnolina bonsai inguainata in abitino firmato. Mi sussurra la matrona. «Non se la prenda, non hanno cultura, non capiscono la scelta di vita di noi vegani». Come sarebbe a dire noi? «Aiuto, liberatemi, ditemi che è un incubo e adesso mi sveglio a casa davanti al focolare, allo spiedo che gira gioioso con la polenta che soffrigge croccante di olio e burro sulla leccarda, con mia moglie che si affaccia e mi annuncia che i bigoli al ragù d'anatra sono in tavola accanto al piatto con crostini al patè di fegato». Ma che niente lieto fine. Mi sfilo dall'accenno di rissa tra la nobildonna salutista e tra i nerboruti divoratori di cotoletta. Beati loro, ed abbandono il ring. Mi ritiro per KO tecnico, suonato nell'anima e livido nell'umore. Penso a quanto poco basti per trasformare un banale equivoco in una sentenza. Poco male, in fondo, finché lo scontro è tra costate e radicchio, tra grana padano e tofu, tra burro di soia e burro di nonna. In fin dei conti, trattasi di innocue schermaglie in un regime di curiosa democrazia alimentare, dove ciascuno ha il sacrosanto diritto di farsi del male come meglio creda. La vera tragedia in un paese alla periferia dell'Europa è quando invece il malinteso tiene in via giudizio non sai perché, e quando voti Tizio, vince Caio e poi governa Sempronio. E quando in spiaggia sotto il sole d'agosto bevi qualche goccio di troppo, chiedi pieni poteri e in tanti, anziché scoppiare a ridere, ti prendono sul serio.
è quando giocano a rimpiattino con le parole e ti spiegano che non è un nuovo partito, ma un partito nuovo. Vorrei un grande pennello, anzi, un pennello grande per coprire in fretta con un'unica mano di vernice indelebile le tante facce finte e la loro debordante imbecillità. Almeno in sogno. Lasciatemeli prendere tutti a pesci in faccia. Pesci sintetici, ovviamente, sempre ad evitare equivoci. Sia mai che qualcuno se ne abbia a male.